Clamoroso a Raffadali, sono spariti questi manifesti che il consigliere comunale di Agrigento Giuseppe Perrone ha fatto affiggere contro la candidatura a sindaco di Raffadali di Giacomo Di Benedetto. Ma come io ho sempre sostenuto, i metodi del clan Di Benedetto Capodicasa sono metodi fascisti. In questo momento i nostri comuni parenti ed avi, Stefano Larizza, il militante garibaldino già sindaco di Raffadali, e il capo dell'antifascismo agrigentino, Totò Di Benedetto, si rivoltano nella tomba e si vergognano di quello che avviene attorno a Giacomino Di Benedetto e a Raffadali. Metodi fascisti. I fascisti strappavano i manifesti degli avversari politici. Mi ha pure chiamato ieri il sindaco di Raffadali, mortificato, dicendomi: ti manderò la relazione dei vigili urbani. I tuoi manifesti sono stati affissi neanche per una notte, sono stati immediatamente distrutti dagli amici di Giacomino Di Benedetto. E allora li rimostriamo, saranno riaffissi e sabato sarò a Raffadali e domenica sarò a Raffadali a fare il volantinaggio. Perché li hanno strappati questi manifesti? Perché raccontano ai raffadalesi ciò che Capodicasa vuole che sia nascosto, cioè che Giacomino si è coperto della vergogna di fare acquistare i quadri per milioni di lire del cognato, sconosciuto pittore di Napoli, agli enti pubblici della provincia, pure all'ente provincia amministrato da Giacomino Di Benedetto. E ancora lo scandalo dei contributi regionali. Un deputato all'epoca dell'opposizione, Giacomino Di Benedetto, che 2 anni addietro partecipa alla spartizione del denaro pubblico, poi bloccata fortunatamente dal commissario dello Stato. Spartizione a beneficio anche della moglie e del centro studi della moglie, oltre che di Angelo Lauricella e di altri centri studi degli amichetti loro. Angelo Lauricella dovrebbe dirci come spende soldi il suo centro studi, questo a favore degli emigrati, se li spendiamo per gli emigrati o per altre cosucce, per viaggi ed altre ancora. Ed infine, questo manifesto è stato strappato perché racconta la vergognosa storia dei rapporti di Giacomino e di Capodicasa con il clan dei Gueli. Il figlio e il genero di Gueli sono in galera per mafia. Le sentenze hanno raccontato le collusioni del sindaco Gueli. Quel sindaco Gueli commemorato da Di Benedetto e Capodicasa, con Capodicasa che commemorandolo accusava gli sciacalli, le iene e i corvi, cioè i magistrati, i poliziotti ed Arnone che avevano fatto la battaglia contro quel gruppo di potere colluso con Cosa Nostra. No, la verità non va occultata. Io ringrazio voi di Teleacres che queste cose alla gente le fate sapere e annuncio sin d'ora che io combatterò la più dura delle mie battaglie contro chi vuole infamare questa televisione dicendo che questa televisione è collusa con la mafia. Questa televisione dà la parola a chi si batte contro la mafia e contro i collusi con la mafia e gli agrigentini lo sanno.